Ma l'annata 2019, al di là dei problemi che il movimento sportivo ha avuto con questa pseudo riforma che non si capisce bene a che punto sia e dove vuole andare, parliamo a livello romano, per quanto riguarda la nostra regione, posso dire con grande orgoglio, insomma, è stata all'altezza della sua storia sportiva, della sua storia fatta di tanta professionalità, della sua storia fatta di tante persone che hanno una passione dei valori sportivi proprio dentro la loro pelle, dentro il loro corpo. Abbiamo vissuto bellissime giornate con grandissime manifestazioni di livello internazionale, europeo e mondiale che abbiamo avuto qui nella nostra regione. Come ben sapete è inutile che l'elenco, perché non c'era settimana o mese che non avevamo grandissime manifestazioni. Abbiamo fatto far bella figura al nostro paese, penso agli europei under 21 con la finalissima qui di Udine tra Spagna e Germania, con un bellissimo pubblico che ha vissuto 2-3 ore di festa, come dovrebbe essere sempre una manifestazione sportiva, con altre manifestazioni insomma che ci hanno dato lustro. Questa è la prima cosa. La seconda, abbiamo anche ottenuto grandi risultati con atleti, stiamo ottenendo pass per nostri atleti olimpici e paraolimpici per le Olimpiadi ovviamente di Tokyo 2020, e anche questo è un'annata che ci ha dato questa soddisfazione. Avere 5 già ragazze che hanno il pass per Tokyo e 3 paraolimpici sempre per Tokyo vuol dire 8, insomma speriamo di arrivare alle Olimpiadi con quel 20-25 atleti che come ogni volta, ogni spedizione noi portiamo, ricordando a tutti che siamo un 50°, un 60° dell'Italia come abitanti, invece portiamo il 10% degli atleti. Fate voi. Ovviamente sfondi una porta che per me non c'è mai stata, perché da quando sono dirigente sportivo il prossimo anno saranno 40 anni, non ho mai considerato il paraolimpico un qualcosa di diverso, sono tutti atleti, punto, fine. Tu sai come ragione, vederlo realizzato questo a livello nazionale e internazionale per me è una grande soddisfazione. Ne avremo anche tra l'altro un'organizzazione importante sulla disabilità psichica a Sappada a gennaio con campionati italiani, ad esempio per il Luna, e noi saremmo coinvolti convintamente. Per quanto riguarda invece il discorso della territorialità, questo mi fa molto piacere, perché mi apre e mi dà la possibilità di spiegare come mai è successo questo. Ovviamente negli anni passati i grandi atleti nascevano nelle grandi città, in particolare Trieste e Udine. C'era Gorizia anche che portava tanti grandi atleti, poi è arrivata a Pordenone. Oggi abbiamo atleti dei nostri paesi. Perché questo? Perché fortunatamente, e io devo ringraziare tutti gli amministratori e tutti i politici di questa regione, altro che prenderli in giro, insultarli eccetera, dovrebbero fargli un monumento a tutti i politici e a tutti gli amministratori di questa nostra regione, passati e presenti, perché hanno dato la possibilità a tutti, ragazzi e ragazze di Talmassons, piuttosto che di Staranzano, piuttosto che di Cavazzo, piuttosto che di Vermigliano, a raggiungere quegli obiettivi che si sono posti, a raggiungere obiettivi mondiali, cosa che prima poteva fare soltanto un ragazzo a Trieste, piuttosto che a Udine, piuttosto che a Gorizia. E quindi aver portato l'impiantistica sportiva su tutto l'intero territorio regionale, e ringrazio la regione, le province quando c'erano i comuni, perché ci danno la possibilità a tutti di fare tutti gli sport. Quando giocavo io c'era il calcio, punto, nei paesi. Adesso c'è il nuoto, l'atletica, la pallavolo, la pallacanestro, il baseball, il softball, cioè hanno la possibilità di scelta. E quindi la passione, la cultura sportiva che c'è nel nostro territorio può affermarsi anche nei piccoli paesi, e questo non è per caso, ma deriva da quanto vi ho appena detto, cioè dalla sensibilità dei nostri politici, dei nostri amministratori. Sport e Salute è una SPA
che ha sostituito quella che era CONI Servizi, che era una società, anche lei SPA, creata ad hoc 15 anni fa per ripianare i bilanci del CONI Sport, che stava morendo quando è morta la schedina, che chi è vecchio come me sa era l'alimentatore delle finanze per lo sport italiano, che non aveva bisogno di politica, non aveva bisogno di sponsor, non aveva bisogno di nessuno, aveva i soldi della schedina. Fatto questo, con i servizi, era dal nome stesso la società che doveva gestire il personale, l'impiantistica sportiva del CONI e in qualche maniera dare i servizi a chi riceveva i soldi dallo Stato da 15 anni a questa parte, che era il CONI Malagò, per capirsi, per semplificare. Che cosa è stato fatto l'altro anno, dicembre del 2018? Questi soldi sono stati tolti al CONI e dato a questa nuova società, Sport e Salute, che ha sostituito la CONI Servizi. Hanno messo degli amministratori, di cui il presidente amministratore delegato, che Dio l'abbia in gloria, per legge non dirigenti sportivi, perché per legge si è voluto dare in mano lo sport a non persone che di sport non capiscono niente, questo per legge, per dire la stupidità della legge, lo dico con molta franchezza, e quindi si è arrivato a una tensione enorme tra il CONI, che è sempre stata la federazione delle federazioni, e questa società con questi tre personaggi, di cui uno, ripeto, che Dio l'abbia in gloria, ecco, che ha creato tutto questo contrasto tra il mondo dello sport e questi tre amministratori, ripeto, rigorosamente che non capiscono di sport, essendo non sportivi. Detto questo, ci si augura che il nuovo ministro dello sport, il presidente del Consiglio, che ho ascoltato lunedì alla cerimonia dei Colari a Roma, ad enfatizzare il mondo dello sport e i grandi risultati che li avessero gli altri settori della nostra società, i risultati che ha il CONI, che ha lo sport nazionale, mi auguro che mettano un po', i puntini sulle i e si ritorni a una distinguo l'attività sportiva la Falconi, la Sport e Salute distribuisce i soldi, perché ormai questo è previsto, sulla base però di criteri, sulla base però di numeri, sulla base però di un coinvolgimento, come ha fatto Malagò in questi anni, dell'intero Consiglio nazionale del CONI, altrimenti si arriverà alla distribuzione di soldi come è avvenuto per la tranche di 60 milioni agli amici degli amici. Più chiaro di così non potevo essere. Credo che si possa fare ancora parecchio. La prima cosa è che dobbiamo continuare a investire, la Regione ha messo a disposizione un sacco di milioni di euro, la precedente amministrazione è confermata dall'attuale, con soldi addirittura in più, per l'ammodernamento. Noi abbiamo bisogno di ammodernare le nostre strutture. Abbiamo creato delle strutture, in particolare dopo la tragedia del terremoto, che però adesso hanno bisogno, appunto dopo 40 anni, 45 anni, di essere messe a norma, di essere messe in condizione di rispondere alle necessità dei nostri giovani e anche dei non giovani che utilizzano le nostre palestre, i nostri campi. E quindi la prima cosa che dobbiamo continuare a fare è appunto continuare ad ammodernare e a ristrutturare le nostre palestre, i nostri impianti, i nostri campi, le piste di atletica, le piscine, eccetera, cosa che già stiamo facendo. Poi capire, così come abbiamo fatto nelle 2 giorni a Gemona, dove abbiamo parlato di impiantistica sportiva, che soltanto mettendo insieme il movimento sportivo, gli amministratori locali e la regione, perché lì abbiamo fatto parlare i sindaci, lì abbiamo fatto parlare l'assessore regionale, lì abbiamo fatto parlare i presidenti di federazione, solo mettendosi assieme e rispettando reciprocamente i propri ruoli, riusciremo ad affrontare al meglio queste problematiche. Ci sono territori che hanno assoluto bisogno
di essere messi a norma. Penso alla città di Trieste, perché ha degli impianti obsoleti a dir poco, oppure anche in parte la città di Gorizia, in parte alcuni territori del Pordenonese piuttosto che di Udine, e mentre abbiamo anche però la necessità di aiutare ancora alcuni territori che sono scoperti con impianti importanti. Penso a qualche piscina in più, ad esempio, a qualche pista di atletica in più, penso a qualche impianto di motorismo in più, vista la passione che c'è nella nostra regione. Ecco, questi sono un po' così gli obiettivi per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, che diciamo è sposato quest'idea in pieno dell'assessore regionale Gibelli e della regione, e penso anche dai comuni. Detto che gli enti di promozione e discipline associate, al pari delle federazioni, fanno parte della famiglia del CONI e quindi rispettano e devono rispettare le norme previste dal CONI. Questo per quanto riguarda la formazione anche della nascita delle loro società. Devono avere lo statuto, devono avere l'iscrizione al registro CONI, devono avere tutta una serie di comportamenti anche che lo portano ad essere società dilettantistiche, e quindi, come dire, utilizzare al meglio tutta la normativa fiscale che agevola queste nostre società sportive. E questo è il primo discorso. E quindi quello è il nostro mondo. Se poi ci sono dei privati che fanno le palestre per conto proprio, che chiedono soldi, quello è un'attività commerciale che non ha niente a che fare col mondo che rappresento, perché ci sono palestre dove si fa questo e dove si fa attività sportiva, che vuol dire i giovani ma anche i meno giovani a fare le discipline così come previste dal mondo CONI. Quindi quelli devono avere le agevolazioni fiscali. Gli altri che invece fanno, io lo dico con molta, così per un po' ridere, il calapanza, cioè il mantenimento fisico eccetera delle persone, le persone lo pagano, là bisogna, è un'attività commerciale, di servizio commerciale, e quelle associazioni, società non sono sportive e quindi devono pagare le tasse e pagare tutto ciò che è previsto per chi fa un'attività commerciale. E questo dovrebbe essere chiaro anche alla nostra gente. Rivolgersi alle società sportive ha un valore non solo etico, almeno noi speriamo di essere tutti, come dire, moralmente ineccepibili, però anche dare la possibilità a quelle società, attraverso anche l'aiuto di coloro i quali pagano per fare un'ora, 2, 3 di ginnastica, avere quegli introiti che poi permettono alla società di fare attività motoria e sportiva per i nostri giovani, perché altrimenti ovviamente abbiamo difficoltà a farlo. Altro è il discorso commerciale, là si paga le tasse, si paga i contributi, si paga i dipendenti, come fosse un'attività di servizio normale. Diciamo, lo sport di vertice per me è fondamentale, perché innanzitutto crea entusiasmo e interesse attorno a quel determinato sport e disciplina. Non so, è inutile che ricordi del calcio e del pallacanestro, ma a me ha fatto piacere anche, e ritornerò a vederlo, il derby di pallavolo femminile a 2. È un volano per la pallavolo femminile nella nostra regione importantissimo. Poi, e questo è un po', come dire, un cruccio che ho io, insomma, queste società di vertice io li vedevo come erano una volta, ma ho capito che il mondo è completamente cambiato, come punto di riferimento anche per i giovani del nostro territorio. E quindi vedere giocare con l'Udinese o un Furlan o un Bisiacco o col Pordenone, c'è 1 o 2 di Agostini, altri ci sono, o nella pallacanestro Trieste ci sono 1 o 2, o nella pallacanestro Udine, speriamo anche altre pallacanestro in giro per il Friuli, gente nostra, ragazzi nostri, non so, ecco, questo sarebbe il secondo obiettivo che le società di vertice potrebbero dare al nostro movimento sportivo. Il volano ovviamente di interesse e di entusiasmo, ma anche la possibilità ai nostri ragazzi di fare attività sportiva di alto livello. Vabbè, del Tokyo voglio dire, dipende poco da me, perché abbiamo
dipende nel senso che i ragazzi e le ragazze che andranno, abili e disabili, a Tokyo, come dire, vanno perché sono bravi loro, bravi, hanno avuto grande forza d'animo, grande volontà, e quindi siamo tutti orgogliosi di portare un nutrito numero di ragazzi e ragazze a Tokyo quest'estate, perché porteranno lustro alla nostra regione. Io mi auguro che il 2020 sia di chiarimento rispetto alle cose di cui abbiamo parlato, tra rapporti CONI, sport e salute, sostanzialmente governo e mondo dello sport, perché lì quando si va a toccare l'autonomia e la democraticità dello sport, insomma, stiamo toccando argomenti che forse non tutti hanno capito essere fondamentali e importanti, perché non è solo un problema di raccolta di fondi, è un problema anche di rappresentatività dei valori che il mondo dello sport porta con sé, e uno di questi valori sono l'autonomia. Ne parla uno che ha fatto per 20 anni politica, ma non ha mai mischiato il partito con lo sport, perché così deve essere, e poi la democraticità. Io vengo eletto dalle federazioni, non sono stato nominato, ma vengo eletto, e questa è la differenza. E con l'elezione ho anche l'autorevolezza per andare a chiedere in regione, in comune, all'azienda sanitaria, agli sponsor, perché ho l'autorevolezza, non perché sono Giorgio Brandolin, ma perché rappresento attraverso un'elezione l'intero mondo. Quando uno è nominato rappresenta se stesso e chi l'ha nominato, e quindi questo è, secondo me, il ragionamento che deve essere portato avanti da tutti i miei dirigenti sportivi per risolvere questo problema che è nato con questa pseudo riforma, secondo me sbagliata da tutti i punti di vista. Io mi auguro che questo succeda, come l'ho detto anche oggi, nelle settimane passate, proprio perché abbiamo bisogno di serenità, perché il nostro mondo, credetemi, può aiutare la nostra società a essere meno cattiva, meno arrabbiata, più serena, più entusiasta e più orgogliosa di ciò che fa, perché non siamo da meno a nessun grande stato del mondo come Italia. Però in questo momento vedo tanto rancore, tanta rabbia, tanta poca voglia di stare assieme. Noi del mondo dello sport invece portiamo questi valori: non rabbia, agonismo sì, rispetto dell'avversario, accettazione della sconfitta, che in questa società pochi la praticano, invece noi dobbiamo praticarla, e io la praticavo quasi ogni domenica quando giocavo, una sì e una no, e quindi questi sono i valori che io spero, mi auguro, possiamo donare alla nostra comunità friulana e giuliana. Questo è il motivo per cui faccio ancora il presidente del CONI, e spero, che questo mio messaggio venga recepito dai miei dirigenti, ma dall'intera comunità. Meno cattiveria, più solidarietà, più stare assieme. Io uso lo slogan, ovviamente, meno social, più parlarci, più stare assieme, più andare a vedere una partita, più andare a vedere una manifestazione sportiva, stare in piazza insieme, bere un bicchiere assieme, arrabbiarsi magari, discutere, ma questa è la nostra comunità. Io l'ho sempre conosciuta così, non quella che scrive mascalzonate sui social. Io ti ringrazio per questa, ovviamente, opportunità che mi dai. Io nel mio bigliettino così di auguri che ho mandato via mail un po' tutte le mie società, ho scritto intanto auguri di un sereno e felice Natale con le vostre famiglie. Anche lì il Santo Natale rappresenta qualcosa per la nostra comunità. Vivetela non solo mangiando e bevendo, ma anche per ciò che rappresenta. Secondo, gli auguri che l'anno prossimo sia di soddisfazione, tra virgolette, olimpiche, ovviamente, ma soprattutto che sia, ripeto, di più serenità, di più solidarietà, di più stare assieme, e soprattutto di lavoro per tutti.